Davide Gavioli, intanto è un gran piacere rivederti perché insomma lo sai, per noi eri giovane, sei nato qua e per noi rimarrai sempre nel nostro cuore. Sì, ciao a tutti. È stata una grande emozione giocare al Paolo Barsacchi stasera. Sì. Ho ricordi bellissimi qua con il pubblico viareggino in questa pista. Ho visto Nicola, che è una vita che non lo vedevo, ero felicissimo. No, proprio è stata una bella serata. È stata una bella serata. Parlando della partita, il centro ha messo il cuore oltre l'ostacolo perché poi sappiamo che siete fortissimi, però insomma vi ha messo parecchio in difficoltà. No, il centro ha giocato molto bene e ci ha fatto giocare molto male. Cioè, ha messo in grande difficoltà noi proprio nel nostro gioco. Però l'importante è essere riusciti a portare a casa la vittoria anche giocando non benissimo. Ci sono partite durante l'anno in cui non giochi bene, ma le squadre, quelle forti, devono riuscire a portarle a casa comunque. E siamo felici di aver portato a casa i 3 punti. Quarta vittoria consecutiva, insomma vi manca la partita col Follonica, però insomma la squadra comincia a carburare, arrivano i risultati e quindi c'è una crescita continua, poi insomma quest'anno avete alzato ancora di più l'asticella. Sì, sì, assolutamente vero. Adesso iniziamo anche con l'Eurolega, che è una competizione in cui viviamo a dire la nostra perché è molto stimolante, molto contro le migliori squadre del mondo e ci stiamo dentro e vogliamo assolutamente fare una bella figura e giocarcela. E sì, siamo arrivati dopo il mondiale, abbiamo iniziato a carburare pian pianino, adesso stiamo iniziando ad andare sempre meglio e stasera abbiamo giocato così così, ma per meriti del centro in realtà, non per demeriti nostri secondo me. Però adesso andremo avanti. E poi Davide sta diventando, questo secondo noi, ma insomma uno dei più forti giocatori italiani. Grazie, grazie mille. No, mi fa piacere, mi fa molto piacere. Sono andato via da qui con una brutta delusione, diciamo, dello scudetto del 2019 in finale. Però sì, pian pianino mi sono tolto soddisfazioni, sono molto molto felice e andiamo avanti così. Grazie Davide. Grazie a voi, è stato un piacere.